Dall'iconico Signore e Signori di Germi del 66 all'indimenticabile passeggiata ai Buranelli di Monica Vitti e Gigi Proietti in Gli ordini sono ordini di Giraldi nel 72, fino al recentissimo Di là dal fiume tra gli alberi sul periodo italiano di Hemingway. Treviso set naturale di film lo sarà sempre più con l'adesione della città alla Veneto Film Commission, fondazione che opera nell'ambito della promozione regionale per facilitare la realizzazione di produzioni audiovisive e cinematografiche. Come Regione del Veneto abbiamo fortemente voluto una Film Commission regionale, abbiamo destinato dei fondi alle produzioni cinematografiche e audiovisive perché siamo assolutamente convinti che questo è un settore che ha una rilevanza dal punto di vista occupazionale, di crescita economica e di promozione delle eccellenze del Veneto. Fondi per 10 milioni di euro stanziati nel primo settennato grazie a finanziamenti europei che verranno raddoppiati per i prossimi 7 anni, andando ad incrementare quella che è un'industria vera e propria, quella del cinema, che genera occupazione, indotto, lavoro e turismo. La mission della Veneto Film Commission è l'attrazione di produzioni sul territorio e la promozione del Veneto attraverso la produzione audiovisiva, quindi rapporti internazionali e ovviamente anche nazionali, in collaborazione stretta con la Regione del Veneto che ha una dotazione di un fondo di produzione che è uno strumento estremamente attrattivo e questo diciamo un po' la punta dell'iceberg di quello che facciamo, anche se è tanto, e poi c'è tutto un lavoro di coordinamento della filiera audiovisiva, di collaborazione, anche di formazione dei professionisti veneti. Per Treviso inizia un percorso di promozione e valorizzazione del territorio e ci sarà presto una nuova importante produzione che ha scelto la città come set. Solo nell'ultimo anno sono arrivate 2 produzioni importanti, una hollywoodiana, una del regista Lucini, molto importante. Vi do una piccola anticipazione perché a breve arriverà, non si può ancora svelare chi, ma un'altra produzione cinematografica molto importante in città, e questo vuol dire una crescita perché tutte le produzioni cercano poi comparse ma anche maestranze locali.